Rissa tra stranieri in via Leopardi a Udine questo pomeriggio. Un agente della polizia locale è rimasto ferito, 5 persone sono state fermate, una invece è riuscita a fuggire. Il sindaco di Gradisca ha scritto ai propri cittadini per informarli sui continui arrivi dei migranti. Una situazione, dice, che sta sfuggendo di mano. Rassicurazioni del questore di Gorizia: saranno trasferiti progressivamente. Sarà disponibile probabilmente da novembre il nuovo vaccino proteico contro il Covid, darà una copertura maggiore rispetto agli attuali 3-6 mesi e potrà essere somministrato una volta l'anno. Parla l'esperto. Oltre all'aumento del prezzo del chicco del caffè pesano anche i rincari dell'energia. Filiere del caffè sotto pressione, inevitabile ritoccare il prezzo della tazzina al bancone. Domani alle 21 Udinese in campo contro il Monza nei 16esimi di Coppa Italia. Chi passa trova la Juve, il Monza lascia a casa i Big, Sottile rilancia Knight, Nesroschi e Jajalo. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovate all'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura la rissa tra stranieri che si è verificata in via Leopardi a Udine nel pomeriggio di oggi. 5 persone sono state fermate, una è riuscita a fuggire e un agente della polizia locale è rimasto ferito. Il tutto è accaduto appunto nella zona di via Leopardi. Le immagini che vedete si riferiscono appunto al luogo dove è avvenuto il tutto. Ci collegheremo nel corso del nostro telegiornale con Alberto Comisso per tutti i dettagli, ma in primo piano oggi c'è anche la questione migranti, perché il sindaco di Gradisca di Sonzo ha deciso di scrivere ai suoi cittadini per informarli dei continui arrivi di migranti. Una situazione che sta sfuggendo di mano. Tra i gradiscani i pareri sono discordanti riguardo la presenza massiccia sul territorio di richiedenti asilo. Continua ad essere molto pesante la situazione sul nostro territorio, determinata dalla massiccia presenza di richiedenti asilo. Il sindaco di Gradisca di Sonzo, Linda Tomasinsig, ha deciso di scrivere direttamente ai cittadini per metterli al corrente di una situazione che, a suo dire, sta sfuggendo di mano. Gli arrivi massicci sono quotidiani e dati alla mano. Rispetto all'anno scorso i numeri sono raddoppiati. Come amministrazione, ha evidenziato il sindaco nella lettera, vi chiediamo di capire la gravità della situazione e le dimensioni del problema che né Gradisca né nessun'altra città può affrontare da sola. Tra i cittadini di Gradisca, soprattutto tra quelli che risiedono nelle zone limitrofe al Parco degli Eroi, dove sono soliti bivaccare i migranti, i sentimenti sono contrastanti. Qualcosa bisognerebbe fare, sia per noi che li vediamo, sia per loro poveri. Sono educati, si comportano bene e fanno tanta pena. A me come madre mi va il cuore a vedere quella povera gente così. Stanno lì, dormono, si sdraiano, è un po' indecente. Mangiano, bevono, poi magari a mezzogiorno non vanno a mangiare lì perché non è buono il cibo. È una situazione insostenibile. Io esprimo solidarietà a questi ragazzi. È un problema di decoro sicuramente, è un problema di sicurezza che io non conosco queste persone e finora non mi hanno mai dato nessun problema, però ci sono stati furti in villa qua nell'Isontino. Non voglio dire che siano loro, ma voglio dire che queste cose 20 anni fa, 30 non succedevano. I migranti che continuano ad arrivare provengono quasi tutti dal Pakistan, hanno attraversato alla fine di questo lungo viaggio i Balcani a piedi e ora sognano un futuro migliore. Ritengono che gli italiani siano brave persone. Siamo nel parco proprio di fronte alla caserma dei carabinieri di Gradisca di Sonzo. Questa è la situazione, come potete vedere, una presenza di persone che sono di fatto richiedenti asilo. Provengo dal Pakistan e sono qua da 7 giorni. Sono arrivato qui a piedi, passando per la Turchia, la Grecia e la Serbia. Com'è stata la prima notte qui? Faceva molto freddo, ma non avevo altre possibilità. Io spero qui in Italia di avere un buon futuro, meglio di come ho vissuto. Com'è la vita in Pakistan, nel tuo paese? Ci sono problemi? Molti problemi economici. La vita è molto difficile. Cosa ne pensi dell'Italia? Brave persone, ci aiutano dandoci i caricatori del cellulare. Dormiamo qua, mangiamo qua.
E sul tema sicurezza, secondo il questore di Gorizia, la presenza massiccia di migranti non ha generato un'escalation di reati. Ha assicurato tuttavia che ci sarà un progressivo trasferimento. A Gradisca di Sonzo non esiste un allarme sicurezza legato alla massiccia presenza dei migranti. Nonostante il sindaco abbia ottenuto dall'assessore regionale Roberti l'assicurazione dell'intervento della regione per migliorare la sicurezza delle zone limitrofe al CARA, la struttura che è gestita dalla prefettura ospita attualmente più di 600 richiedenti asilo, il questore di Gorizia, Paolo Gruppuzzo, ha voluto dare le rassicurazioni del caso. Capisco perfettamente, l'allarme nella popolazione, perché sono fenomeni, come peraltro a Trieste, a cui né Trieste né Gorizia e men che meno Gradisca, che è un centro ancora più piccolo, erano abituati, ovvero sia la permanenza, il bivaccare. Da un punto di vista squisitamente criminale, lo sa anche chi ci abita, non è successo che si siano immediatamente in maniera esponenziale aumentati i reati di qualsiasi genere. C'è il grosso disagio di vedere della gente che ovviamente non è della tua cittadina, che è accampata anche con delle conseguenze estremamente molto fastidiose dal punto di vista dell'igiene, della sanità, è il fatto di non essere abituati a un fenomeno del genere. So che si chiede tanta pazienza, dal punto di vista criminale l'inciviltà non c'è, si abbia fiducia che la decongestione ci sarà. Il nuovo governo deve coinvolgere l'Europa sul tema immigrazione, quanto ha detto il presidente della regione Fedriga commentando la nuova emergenza migranti. Ha aggiunto poi: dobbiamo superare la lotta ideologica per la quale l'immigrazione è bene o male a prescindere, quella clandestina va contrastata, quella regolare favorita. Devo dire che anche quando eravamo al governo, il primo governo Conte 1, siamo riusciti a limitare gli ingressi e ad alleggerire anche le presenze in Friuli Venezia Giulia. E mi aspetto che ci sia un'operazione di carattere europeo per coinvolgere tutti i paesi della rotta balcanica e devo dire dall'altro, però in modo responsabile, favorire l'immigrazione regolare. L'immigrazione è qualcosa di positivo se gestita e si danno anche delle opportunità per chi arriva nel nostro paese. Oggi così non è. Oggi siamo di fronte a chi commercia esseri umani, fa arrivare qui nel nostro paese persone che non hanno alcuna ambizione e speranza e non riusciamo a garantirgliela, e oltretutto favoriamo tutto il traffico illegale che in queste tratte si svolge. Purtroppo abbiamo vissuto una lotta ideologica dove l'immigrazione va bene a prescindere o l'immigrazione male a prescindere. Non è così. Esiste un'immigrazione positiva che è l'immigrazione regolare e invece un'immigrazione clandestina che non è invece un'immigrazione positiva e danneggia le persone coinvolte nell'immigrazione e danneggia i territori dove questa insiste. In questo senso, visto che l'Europa negli ultimi 8 anni non ha fatto molto, voi presenterete delle ricette, delle possibili soluzioni al nuovo governo? Io penso che il nuovo governo debba coinvolgere l'Europa per dare delle risposte concrete. Soprattutto sulle grandi crisi l'Europa può far vedere cos'è un continente forte, cosa sono delle democrazie forti. Se l'Europa invece, quando ci sono queste crisi, e mi auguro per esempio che su quella energetica il 21 si possa dare una risposta, si volta dall'altra parte, fa vedere in realtà la debolezza delle democrazie occidentali e forse l'egoismo di molti paesi europei. Noi su questo dobbiamo superare per creare un'Europa più forte. Tamponamento mortale nel pomeriggio lungo la 4 all'altezza di Portogruaro. Poco prima delle 17:30 un'automobile ha tamponato violentemente un mezzo pesante, finendo incastrata sotto il rimorchio. I due mezzi stavano procedendo sulla corsia di marcia dove c'erano dei rallentamenti. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118, personale di Autovie Venete e mezzi di soccorso meccanico. Il tratto autostradale tra San Stino e Portogruaro è stato chiuso in direzione Trieste, chiusura che ha creato code a Cessalto, il nodo di Portogruaro. È il principale sospettato dell'omicidio di Laura Toffoli, sua vicina di casa, assassinata con 33 coltellate in via della Valle a Udine. Oggi Vincenzo Paglialonga è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per aver rapinato un altro vicino.
Vincenzo Paglialonga, il 41enne indiziato per l'omicidio di Via della Valle a Udine, è stato condannato per rapina e lesioni a 6 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione. La pena è stata inflitta oggi con il rito abbreviato dal GUP di Udine Carlotta Silva, che ha accolto le richieste del PM Elisa Calligaris. L'uomo è il principale indiziato per la morte di Lauretta Toffoli, la 74enne uccisa con 33 coltellate il 7 maggio scorso nel suo appartamento in Via della Valle. Paglialonga, vicino di casa della vittima, è sospettato di aver compiuto l'omicidio mentre era agli arresti domiciliari disposti dal GIP proprio per la rapina per la quale oggi è stato condannato. Secondo l'accusa, il 22 dicembre 2021 Paglialonga, mentre era a casa di un vicino, si impossessò del suo cellulare e procurò alla sorella lesioni guaribili in 4 giorni dopo averla sbattuta contro una porta e una parete. Il tutto impugnando una pistola a giocattolo a cui era stato tolto il tappo rosso. Alcune settimane fa Paglialonga ha offerto alla donna una somma risarcitoria da lei rifiutata. Il difensore, avvocato Pier Giorgio Bertoli, ha annunciato ricorso in appello. Il mio assistito, spiega, ha preso quel cellulare per sbaglio pensando fosse il suo e si è limitato a scansare la signora. La pistola a giocattolo, conclude, è stata tirata fuori per difesa quando il vicino lo ha buttato fuori di casa. Continua la battaglia legale tra la Spritz Time SRL, che gestisce il caffè Contarena, e il Comune di Udine. La Corte di Giustizia Tributaria di Udine ha respinto il ricorso con cui la società chiedeva la sospensione delle ingiunzioni di pagamento emesse da Palazzo da Ronco a fronte del debito di oltre 300.000 euro maturato nei confronti del Comune e la rateizzazione dello stesso. Lo ha annunciato il sindaco Pietro Fontanini. L'ordinanza della Corte, dice il primo cittadino, non poteva che essere negativa perché sul punto si era già espresso sempre negativamente il giudice civile. Non posso che augurarmi che questa vicenda, conclude Fontanini, che sta rasentando il ridicolo, trovi quanto prima una conclusione. Un imprenditore romano, Marcello Castellani, di 65 anni, è stato condannato a 4 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta dal Tribunale di Udine. I fatti riguardano l'Elettrostore SRL, società specializzata nella vendita di materiale elettronico, trasferita nel 2015 da Roma a Martignaco e dichiarata fallita nell'aprile del 2018. L'imprenditore è stato giudicato colpevole di non aver fornito al curatore fallimentare alcune scritture contabili e fiscali della società, mentre è stato assolto dai reati fiscali legati alla sparizione dei documenti. 4 anni di reclusione per il furto di un ciclomotore. Tanto è costato a Cristiano Zorzin, 49enne residente a Campolongo Tapogliano, l'essersi impossessato nell'aprile dello scorso anno di un ciao rosa che una vicina custodiva in un capanno agricolo. A condannarlo è stato questa mattina il Tribunale Collegiale di Udine. Il PM Barbara Lofredo aveva chiesto 6 anni e 8 mesi. L'uomo è stato trovato in possesso del motorino smontato e con il numero di identificazione del telaio asportato, e per questo era stato accusato di riciclaggio. I giudici, su richiesta delle parti, hanno però riqualificato il reato in furto in abitazione. Il difensore dell'uomo, l'avvocato Laura Luzzato Guerrini del Foro di Gorizia, ha annunciato il ricorso in appello. È sparito nella notte il fondo cassa alla pasticceria udinese De Luisa. Il bottino limitato è di 300 euro, ma il fatto preoccupante è che i malviventi si sono introdotti nei locali quando nel laboratorio era già in corso la lavorazione di pane e dolci. L'entità del furto è limitata, la dinamica di come è stato commesso invece è inquietante. L'episodio è avvenuto la scorsa notte presso lo storico panificio Pasticceria De Luisa in viale Palmanova ad Udine. Una o più persone sono entrate nei locali attorno alle 2 della scorsa notte, quando i titolari e alcuni dipendenti erano già all'interno dei laboratori. Probabilmente hanno scavalcato il muretto che chiude il panificio. Oppure hanno approfittato dell'ingresso di mio papà con il furgone, magari l'hanno seguito dietro. Il bottino non è importante, come detto, ammonta a 300 euro, ma l'episodio avviene in un momento già difficile per l'impresa De Luisa. È già il terzo mese che arrivano queste bollette ormai insostenibili, siamo sui 10.000 euro al mese. La zona sta diventando sempre peggiore, tanta gente che gira che secondo me non ha reddito, non ha fissa dimora e non so neanche dove soggiorni, ma li vedi che comunque hanno i super cellulari, hanno sempre le sigarette in mano
e non hanno voglia di fare niente. Mio padre ha 83 anni ed è ancora il primo che si presenta in azienda alle 3 di mattina, lui è qui. Questo dovrebbe essere un esempio per tanta gente che invece non ha voglia di fare nulla. E la signora De Luisa evidenzia come i malviventi hanno lasciato le monetine di piccolo taglio. Ovviamente hanno lasciato gli spiccioli da 1, da 2, da 5 centesimi che probabilmente fanno schifo alle persone quando non sanno tutto il sacrificio che c'è in un'attività come questa. E restiamo a Udine per la notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, vale a dire la rissa tra stranieri che si è verificata in via Leopardi questo pomeriggio, rissa nella quale è rimasto ferito un agente della polizia locale. 5 persone sono state fermate. Alberto Comisso ha sentito l'assessore del comune di Udine, Ciani. Assessore Alessandro Ciani, com'è stata la situazione oggi pomeriggio nel cuore di Udine? Una rissa tra cittadini e stranieri, a perdere ovviamente un po' il lume della ragione, le motivazioni sono ancora appunto a appurare, ma soprattutto c'è un agente ferito. Che situazione le hanno raccontato e soprattutto com'è la questione sicurezza in città? C'è stata una rissa tra cittadini pakistani, fortunatamente il nostro personale presidia costantemente il quartiere delle Magnoli e cerchiamo di avere un'attenzione particolare a quel quartiere con persone fisse a presidiare il territorio. Purtroppo un nostro agente si è fatto male nell'arrestare uno dei partecipanti alle risse. Siamo estremamente preoccupati perché da alcuni mesi in tutto il territorio regionale purtroppo si stanno verificando episodi gravi che dipendono da un arrivo massiccio dalla rotta balcanica di persone in particolare di nazionalità afghana e pakistana che passano il tempo o a fare nulla o peggio a dare luogo a risse, episodi di violenza che non sono accettabili nelle nostre città, che non vogliono questo tipo di comportamenti, che vogliono semplicemente tranquillità e serenità e poter vivere le nostre bellissime città in una situazione normale. Auspichiamo che questa situazione possa radicalmente cambiare nel breve periodo perché insomma, i fenomeni migratori in Italia non sono solo a Lampedusa o nei porti del sud Italia, ma sono anche qui. Vediamo che a Trieste purtroppo la situazione è molto delicata a Udine, la Cavarzerani da troppi mesi ha troppi ospiti. La città di Udine ha già dato nel corso del tempo ed è fondamentale che ripartano i trasferimenti come accadeva fino a qualche mese fa e che la rotta balcanica venga finalmente fermata perché noi non siamo assolutamente disposti ad accettare questo tipo di comportamenti. Le forze dell'ordine sono presenti in città, c'è un controllo del territorio massiccio, ma è fondamentalmente è quasi impossibile porre fine a questo tipo di episodi finché le forze dell'ordine hanno pochi strumenti, finché la magistratura non ha strumenti giuridici per mettere in carcere queste persone, finché quando le forze di polizia arrestano queste persone e il giorno dopo, pochi giorni dopo, sono di nuovo in mezzo alla strada, è molto molto difficile. Infortunio sul lavoro ai danni di uno spedizioniere friulano durante alcune operazioni di scarico che erano in corso a Opicina. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Un corriere di 55 anni di Tricesimo ha perso parte di un dito utilizzando un transpallet, è stato portato all'ospedale di Cattinara. 2 escursionisti sloveni, un uomo e una donna sulla sessantina d'anni, sono stati soccorsi in quota nel primo pomeriggio di oggi sul Mangart, nel Tarvisiano. L'allarme è scattato attorno alle 14:30 quando i 2 scalatori hanno chiesto aiuto al soccorso alpino sloveno. Erano a 2400 metri di quota, privi di ramponi, in difficoltà a causa del terreno ghiacciato e bloccati all'inizio di una grande sporgenza. Una volta imbragati dai tecnici, vericelati sulla roccia, i 2 sloveni sono stati imbarcati sul mezzo aereo illesi. E c'è stato anche un intervento nella notte per ritrovare un escursionista trevigiano di 34 anni disperso in Val Montanaia. L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte e si è concluso alle 5:30 di questa mattina. È stato il padre dell'escursionista ad allertare i soccorsi con le squadre del Veneto e quelle della stazione Valcellina del soccorso alpino che hanno operato sul campo. In tarda mattinata l'uomo aveva sentito il figlio che gli aveva comunicato la traccia che avrebbe seguito ed è stato trovato anche grazie all'identificazione dell'ultima cella telefonica agganciata sul versante friulano del bivacco Perugini.
A 6 mesi dalle prossime elezioni comunali di Udine, la campagna elettorale sembra in partenza terreno dello scontro politico locale. Oggi sono stati i dati statistici forniti dalla Regione sull'andamento turistico in Friuli Venezia Giulia. Se le stime totali parlano di oltre 6 milioni di ospiti giunti tra maggio e agosto in Regione, Udine risulta l'unico dei 4 capoluoghi ad aver perso visitatori, ovvero un meno 4,8% di presenze rispetto al 2019. Il dato negativo è stato evidenziato dal capogruppo del PD in Consiglio Comunale Alessandro Venanzi, che ha parlato di Udine come città dei record negativi. Su Facebook ha scritto: "Se Trieste cresce a doppia cifra, la nostra città affonda", post nel quale sottolinea le difficoltà di Udine ad attrarre turisti stranieri. Diversa invece la lettura dei dati statistici data dall'assessore al turismo e grandi eventi Maurizio Franz, che parla di analisi monca e parziale. Il report, sottolinea Franz, si riferisce solo ai pernottamenti e non analizza i flussi turistici in transito, e per di più l'analisi prende in considerazione un ambito più vasto della città di Udine, esaminando solo la stagione estiva appena passata, ovvero un periodo temporale senza i 6 grandi eventi che il capoluogo friulano ha ospitato da ottobre a metà aprile. A pochi mesi dalla sua introduzione, il bonus psicologo della Regione ha già visto accedere alla misura la metà della platea prevista, circa 600 ragazzi, e c'è tempo fino a novembre per avviare una serie di incontri con gli psicologi per i propri figli. 700 domande in poco più di 3 mesi. Il bonus psicologo della Regione, avviato su proposta di Fratelli d'Italia, ha fatto registrare numeri importanti dall'avvio della procedura. Una misura che è stata molto apprezzata dalle famiglie del Friuli Venezia Giulia, che rafforza tutto il percorso sul diritto allo studio. In pochi mesi 700 ragazzi del nostro territorio hanno avuto la possibilità di accedere a una consulenza psicologica che è diversa da ciò che viene già erogato dai servizi sociali e sanitari del nostro territorio, legata alle difficoltà che sono emerse durante e dopo il periodo della pandemia. A richiedere il bonus in prevalenza sono state le ragazze con il 76%, il 65% frequenta il liceo, per il 41% ha un'età tra i 14 e i 16 anni. Questo pacchetto di finanziamenti da 300.000 euro ha ancora la possibilità di supportare circa 600 domande e si chiuderà a novembre, ma l'idea è quello ovviamente di proseguire nel 2023, di considerare un limite di età legato alla frequenza delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ma soprattutto di ampliarlo a tutti i frequentanti i percorsi di formazione obbligatoria successivi alla scuola secondaria di primo grado, quindi tutti i percorsi FP. I dati Covid di oggi con 1.599 nuovi contagi, i ricoveri in terapia intensiva sono 6, 225 negli altri reparti, si sono registrati 11 decessi, 4 sono però avvenuti nei mesi precedenti, 8 a Udine, 2 a Gorizia e 1 a Pordenone, e presumibilmente a novembre arriverà il nuovo vaccino proteico contro il Covid-19 composto da frammenti proteici del virus e assicurerà una copertura maggiore rispetto agli attuali 3-6 mesi. In arrivo molto probabilmente a novembre il nuovo vaccino Covid-19 proteico, ossia composto da frammenti proteici del virus, che potrà essere utilizzato come richiamo e che potrà essere somministrato anche a quanti hanno avuto 3 dosi del vaccino. La sua introduzione, riferisce il direttore della clinica di malattie infettive dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, Carlo Tascini, era stata annunciata a settembre, ma l'EMA ha chiesto di avere ulteriori informazioni. Attualmente il virus, spiega Tascini, si diffonde con maggiore facilità, ma con patologie più lievi che difficilmente devono essere trattate in ospedale. Da qui l'importanza dei vaccini attualmente in circolazione. Le persone sono protette per la vaccinazione e per l'infezione naturale. Per SARS-CoV-2, come per altri anche virus del raffreddore eccetera, durano gli anticorpi neutralizzanti 3-6 mesi. Se noi ci vacciniamo per evitare l'infezione, dovremmo vaccinarci 4 volte all'anno, 2 volte all'anno. Però il vaccino ci protegge
dalla malattia e ci protegge dalla malattia grazie allo sviluppo dell'immunità delle cellule mediate. Sono i linfociti principalmente che ci proteggono da questo. Quanto durano i linfociti? Durano in genere 8, 10, 12 mesi. Quindi il nostro obiettivo attuale è di andare a un vaccino una volta all'anno. Oltre all'aumento del prezzo del chicco del caffè in dollari, a mettere in difficoltà il settore della torrefazione sono gli aumenti di energia e gas. A evidenziarlo l'azienda Oro Caffè di Tavagnacco, costretta in questi giorni a ritoccare il prezzo al consumo nonostante le soluzioni di risparmio energetico adottate negli ultimi anni. Tazzina di caffè sempre più cara, a fare le spese degli aumenti di energia e gas anche il settore del caffè, una situazione che costringe l'azienda specializzata nella selezione, tostatura e miscelatura Oro Caffè a un ritocco del prezzo al consumo. Purtroppo in questi giorni dovremmo comunicare un piccolo aumento. L'ultimo l'abbiamo fatto un anno fa, dovremo comunicare questo aumento alla nostra clientela che è dovuto essenzialmente al problema energetico. Stiamo pagando uno scotto micidiale, l'ultima soluzione che ho iniziato il mese di giugno è passare dal metano al gas. In questa maniera abbiamo evitato di passare, do un'indicazione di numeri, da 75-80 mila euro l'anno di gas col prezzo vecchio che avevo io a 0,29, fortunatamente con un vecchio contratto a prezzo fisso, ad oggi saremmo più o meno a 11 volte 0,89 per essere precisi, quindi saremmo passati a 800 mila euro all'anno di gas. Oro Caffè è da sempre sensibile verso le tematiche ambientali, infatti possiede in azienda un impianto fotovoltaico e una macchina tostatrice tra le più green in Italia. Siamo partiti con 120 kW di fotovoltaico già dal 2009 in questo locale, stiamo provvedendo per raddoppiare l'impianto, quindi potremo di nuovo andare all'autosufficienza. Nel 2020 abbiamo comprato una macchina che usa quasi la metà del metano perché ha una formula di riciclo, è una macchina molto ecologica perché riesce ad emettere 10 parti per milione solo di polveri fine, al momento siamo a 70 parti per milione per regola, l'Italia in deroga a 200, quindi siamo al minimo delle emissioni. Tra l'altro anche a voi è aumentato il prezzo del caffè? In maniera esorbitante. Un anno fa è aumentata la borsa, il caffè viene trattato in borsa, viene trattato in dollari. Il dollaro abbiamo perso oggi, in questi giorni siamo con l'euro a un 20% in meno di capacità. Un intervento importante che coniuga la messa in sicurezza con la continuità produttiva, così il vicepresidente della Regione Riccardi sui lavori avviati all'ex Weissenfels di Fusine. La società Chitochain continuerà a operare nel sito con l'intenzione di effettuare ulteriori investimenti. Sono stati consegnati questo pomeriggio i lavori di messa in sicurezza del complesso industriale ex Weissenfels di Fusine in Val Romana, Tarvisio. Le opere del costo di circa 4 milioni di euro, di cui 3 milioni messi a disposizione dalla Protezione Civile regionale e 1 milione di euro stanziati dal municipio di Tarvisio, sono state avviate a seguito di un accordo sottoscritto con lo stesso comune, proprietario del complesso industriale. A fronte degli interventi di messa in sicurezza, la società Chitochain Italia, attuale locataria degli immobili, potrà mantenere attiva l'unità produttiva nel sito ex Weissenfels, ha anche manifestato l'intenzione di effettuare ulteriori investimenti sul complesso industriale, la cui eccellenza è riconosciuta a livello internazionale. Partiranno questi lavori per mettere in sicurezza questo compendio, questa fabbrica importante, anche simbolicamente importante. L'intervento della Regione insieme con il Comune vale 4 milioni di euro ed è un investimento a beneficio di posti di lavoro che valgono ancora di più se consideriamo che siamo in montagna, quindi è uno sforzo importante di messa in sicurezza che sicuramente ci rende orgogliosi per questo risultato. Tra poco a Sport FVG focus sulla Coppa Italia, domani al Friuli la sfida al Monza e poi parleremo anche di pallamano, ciclocross, tra poco l'appuntamento con la nostra pagina sportiva. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.